musica è linguaggio, arte è comunicazione. La musica è ovunque, è intorno a noi. L'ascoltiamo, la viviamo, la percepiamo. È una parte fondamentale della nostra vita. È la colonna sonora delle nostre giornate. Di momenti particolari, di eventi unici e irripetibili. La musica è magia e noi di Due Punti Eventi abbiamo reso magica la piazza di Marostica per 10 anni. 10 anni di emozioni, di canti a squarciagola, di sorrisi, di risate, di braccia in movimento e mani che applaudono. 10 anni di noi. 10 anni di voi. Sicuramente introduzione ad effetto perché 10 anni di manifestazioni a questi livelli, penso ci siano poche piazze nel Veneto, dico fisicamente piazze nel Veneto, che possono vantarle, quindi veramente complimenti. E benvenuti a Palazzo Ferrofini, la casa di tutti i veneti e oggi in special modo per gli appassionati di musica che attendono la 10ª edizione del Marostica Summer Festival, da quest'anno caratterizzato anche dalla partecipazione della Volksbank. Nelle prime settimane di luglio lo splendido borgo di Marostica trasformerà la sua celebre piazza in un'arena musicale ai massimi livelli internazionali, con nomi di artisti e complessi che hanno fatto la storia della musica. Questo è Marostica Summer Festival, che Volksbank, scusate, quest'anno con l'aggiunta Volksbank, che vede appunto assieme a Due Punti Eventi, la Banca Popolare di Marostica, il Comune di Marostica. Come abbiamo visto negli scorsi anni, il binomio tra l'arte e l'architettura medievale veneta e la musica contemporanea è vincente. Entrambi del resto danno vita a una magica armonia capace di trasformare lo spettatore in un'atmosfera che definire fatata non è esagerato. Chi ha vissuto l'esperienza negli scorsi anni, e fra questi mi metto anch'io, del festival appunto organizzato dalla Due Punti Eventi lo può confermare. Il successo è il gioco di squadra e qui l'amministrazione comunale e la Volksbank hanno svolto la loro parte permettendo di arrivare a un'offerta musicale di altissimo livello tra il 3 e il 17 luglio che farà appunto di Marostica un punto di ritrovo imprescindibile per gli appassionati della musica a livello italiano. Il pop è un genere musicale che ha cambiato il mondo musicale e culturale per sempre, è entrato nella nostra vita e fa parte del nostro quotidiano, quasi come una colonna sonora dei nostri giorni, dei momenti belli come quelli tristi, con il suo stile melodico, con i testi coinvolgenti e capace di parlare a chiunque, in qualsiasi parte del mondo, così come le architetture castellane, marosticensi e anche il dolce paesaggio dei colli non lasciano indifferenti. L'abbiamo visto anche prima come sfondo il pausolino che appunto dà questa cornice particolare ai concerti che ci sono stati. Le suggestioni appunto architettoniche, le migliori canzoni e i migliori interpreti degli ultimi decenni ci coinvolgeranno appunto a Marostica in un'esperienza unica. Pensiamo ai nomi del pop o al rock, di Purple, gli stessi Take That come Antonello Venditti. Le loro canzoni, decenni dopo i primi successi, rimangono di straordinaria attualità e bellezza. Che si ami o no il pop, non si può negare che questo genere musicale non abbia un posto speciale nel mondo della musica. E questo posto oggi viene esaltato dalla proposta marosticense, capace di concentrare nel volgere di una dozzina di giorni una sequenza che per molti aspetti non va sottovalutata, anzi per la qualità dei protagonisti penso sia una delle offerte migliori che si possa trovare nel panorama nazionale. Pensiamo, oltre ai nomi delle band che già vi ho detto prima, al volo, i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen, che oggi viaggiano attorno ai 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Pensiamo ad Emma, tra le prime 100 donne di successo in Italia, secondo Forbes, al pari di Annalisa,
altra star presente a Marostica con il cui Mon Amour detiene il record per il singolo più riprodotto su Spotify per un'artista italiana, con oltre 78 milioni di ascolti. Pensiamo a Mahmood, 2 volte vincitore di Sanremo. Abbiamo una proposta musicale in grado di soddisfare ogni esigenza, come abbiamo visto del resto in questi 10 anni di Marostica Summer Festival Volksbank, che non ha bisogno di particolari presentazioni e che nelle prime 2 settimane di luglio trasformerà il borgo di Marostica in un grande teatro della grande musica. Ringrazio per la presenza la collega Manuela Lanzarin, la collega Chiara Luisetto, che hanno voluto essere presenti qui oggi. Ho visto entrare anche il presidente Sandonà, che ha appena finito una commissione piuttosto impegnativa, ma l'abbiamo fatto presidente per quello. E io veramente ringrazio anche gli amici dei media presenti, dei bassanesi presenti, che sono qui in forza, ma soprattutto mi permetto di ringraziare per il grande lavoro fatto in questo caso, ma per quello che fa normalmente il sindaco Matteo Mozzo, che ha veramente fatto diventare Marostica durante la sua prima amministrazione e anche nello scorcio di inizio della seconda, veramente in un punto di riferimento territoriale che prima forse appunto non vedeva Marostica così al centro di attenzione, di attività e di iniziative di altissima qualità. Quindi veramente complimenti a Matteo Mozzo e a tutta la sua squadra, che anche in questo caso ha molti amici all'interno che conosco da parecchio tempo. Quindi invito qui il sindaco Matteo Mozzo per condurre e per presentare Marostica Summer Festival Volkswagen. Prego sindaco. Grazie Presidente, intanto della disponibilità di essere qui oggi. Saluto tutti i componenti del Consiglio regionale presenti in sala. Come hai ben detto e come dice sempre anche il nostro Presidente Luca Zaia, vince la squadra. Quindi ritengo che prima di tutto non sia un merito del singolo, ma di un grande lavoro di squadra fatto assieme tra tutte le varie realtà che compongono la nostra bellissima città. Perché da soli non si va da nessuna parte, bisogna sempre fare i passi piccoli ma continui assieme. Oggi è un giorno molto importante, presentiamo appunto i 10 anni del Summer Festival. Io ci tengo a ringraziare innanzitutto la 2 Punti Eventi di Valerio Simonato per il grande impegno che ha saputo dedicare e applicare fattivamente al nostro territorio, alla nostra bellissima città. Ritengo che se Marostica si definisce oggi in ambito musicale, come abbiamo detto più volte, il salotto buono del nord-est, è merito suo, quindi io ci tengo a ringraziarlo personalmente. E naturalmente ringraziare anche tutto il suo staff, perché anche lui ha un grande staff di persone che si applicano proprio per la riuscita di questi grandi eventi che, posso assicurare, sembrano facili da gestire ma non lo sono. Alla Regione Veneto io devo solo dire grazie per il grande sostegno che abbiamo sempre avuto. Colgo l'occasione anche, vista la presenza dell'assessore Lanzarin, per ringraziare lei e tutta la struttura, oltre che regionale dal punto di vista sanitario, anche l'U7 Pedemontana, perché Marostica non si è mai fermata. Abbiamo fatto musica anche nel periodo più buio della nostra storia contemporanea, durante la pandemia. E siamo riusciti a organizzare 2 concerti, eravamo appena usciti dalla prima zona rossa a luglio, nonostante le difficoltà, facendo i tamponi a tutti. È stato un momento veramente di grandissima difficoltà a livello organizzativo, ma come ho detto prima, assieme come un'unica grande squadra siamo riusciti a far dimenticare, almeno un po' sul nostro territorio, le difficoltà che avevamo appena vissuto. Quindi io ci tengo a ringraziare tutti quanti proprio perché il lavoro è stato immenso. A Marostica, oltre ai grandi concerti che poi verranno, appunto i grandi artisti che verranno poi elencati, mancava però una cosa: il grande evento di beneficenza. Negli anni passati, prima del mio mandato amministrativo, si era provato a organizzare qualcosa, però penso di una tale portata nessuno ci aveva mai creduto. E quindi riuscire ad organizzare un concerto, di fatto un concerto spettacolo, dove il ricavato va devoluto, naturalmente coperte le spese, tutto in beneficenza a 2 importanti realtà del nostro territorio, non solo marosticense o provincia di Vicenza, ma di tutto il nostro Veneto, sia importante e sia un altro modo per dare atto alla grande volontà di
lavorare assieme che c'è nella nostra bellissima città. Ci tengo a ringraziare Volksbank, quale sponsor che quest'anno mette il marchio, ma ricordo che sempre in pandemia i 2 concerti che avevamo organizzato in collaborazione appunto con la Due Punti erano stati sostenuti da Fondazione Banca Popolare di Marostica più Volksbank Banca, quindi direi che è un grande grazie che dobbiamo fare come città. Grazie. Perfetto. Grazie al signor Sindaco. Chiamiamo l'assessore al turismo della città di Marostica, Ilenia Bianchin. Buongiorno a tutti, io vi ringrazio di essere qui, sono 10 anni di Summer Festival. C'è stato qualcuno, è stato ben detto, noi abbiamo portato avanti il Summer Festival, ma c'è stato qualcuno che l'ha iniziato prima di noi e i ringraziamenti sono doverosi anche nei confronti di quel qualcuno. Per cui ci sono state amministrazioni anche prima di noi che hanno creduto in Marostica, ma la persona che più ha creduto nel Marostica Summer Festival ovviamente è Valerio Simonato della Due Punti Eventi. Quindi il ringraziamento va a lui. Credere in una piazza come Marostica può essere facile, ma nello stesso tempo può essere difficile, perché realizzare un concerto in una piazza è sicuramente diverso che organizzarlo in un prato, piuttosto che in uno stadio, piuttosto che in un'altra struttura delegata apposta per far concerti. Quindi l'impegno che c'è dietro la realizzazione dei concerti in piazza è veramente importante e prevede necessariamente la collaborazione un po' di tutti, prevede la collaborazione dell'amministrazione, dell'ente organizzatore, ma anche delle associazioni di categoria. E a Marostica tutto questo negli anni, anno dopo anno, è andato a migliorarsi, quindi l'importanza anche del dialogo, del saper collaborare tra enti, penso sia stato fondamentale. Quindi veramente mi sento di ringraziare tutti gli attori che hanno fatto parte di questo crescendo di musica, questo crescendo di attività e questo crescendo anche di riconoscenza nei confronti della nostra città, perché penso che quando un artista chiede di venire a Marostica, insomma, penso sia una gran bella soddisfazione non solo per chi organizza l'evento, ma anche per la città. Quindi veramente penso sia importante. È importante dal punto di vista turistico, io sono assessore al turismo, alle attività produttive, è importante dal punto di vista anche delle attività, perché il risvolto economico che ha la presenza di un evento di questa importanza sicuramente è fondamentale anche per le piccole attività che fanno vivere il territorio, poi la città tutto l'anno. Doveroso è il mio ringraziamento per l'evento che verrà fatto di beneficenza. Un evento importante, io da qualche mese ho iniziato anche a seguire quella che è la parte delle pari opportunità e ci ho sempre tenuto molto a quella che è l'argomento della violenza sulle donne. Quindi mi sono permessa poi parlando appunto con la Due Punti Eventi, mi sono permessa di chiedere che parte del ricavato fosse devoluto proprio a questa città, che è l'associazione che si occupa dello sportello Spazio Donna Marostica. Quindi viste anche le recenti situazioni di violenza che ci sono state, viste anche le difficoltà di queste associazioni poi nel gestire tutte queste donne che chiedono aiuto, ho ritenuto veramente importante dare il nostro contributo e quindi ringrazio doppiamente la Due Punti Eventi per questo e ringrazio ovviamente il sindaco che appoggia sempre le mie idee, le mie proposte, perché sì, come si diceva prima appunto l'importante è fare squadra, quindi tante volte appunto noi assessori supportiamo il sindaco, ma moltissime altre volte è il sindaco che supporta e tante volte sopporta noi assessori e noi consiglieri, proprio perché è il binomio della squadra a dare la giusta importanza e il giusto valore a una città. Quindi non posso che ringraziare. Buona giornata. Grazie. Visto più volte chiamati in causa Due Punti Eventi, lasciamo allora the floor a Francesca Bordignon di Due Punti Eventi.
Buongiorno a tutti, eccoci qua per presentare questi 10 anni di Marostica Summer Festival Volksbank. E vorrei subito partire dicendo che, come si è parlato di squadra, è stato un lavoro veramente lungo, non sempre facile, e abbiamo qui l'amministrazione comunale e Confcommercio perché la difficoltà di questo programma è anche il fatto di riuscire a realizzare più eventi possibili in un tempo comunque limitato. Quindi il festival inizierà il 3 luglio di mercoledì e terminerà sempre di mercoledì il 17 luglio. Vi illustro il programma. Inizieremo appunto il 3 luglio con il Volo, che dopo 10 anni tornano in Piazza Castello, quindi per noi è davvero emozionante vedere che li abbiamo ospitati l'anno della loro partenza e dopo 10 anni sono di nuovo qui. Il 6 luglio avremo poi Emma, la voce graffiante di Emma, reduce da Sanremo con il brano Apnea, e sarà un evento quindi tutti in piedi per appunto ascoltare le sue hit più famose. Il 7 luglio avremo i Take That, una delle maggiori boy band di successo. Possiamo dire anche che siamo praticamente sold out e sono Marostica è una delle 4 date in Italia. L'8 luglio ci sarà Mahmood, anche lui reduce da Sanremo, che con la sua tuta gold adesso è veramente ai vertici delle classifiche. E avremo l'11 luglio i Deep Purple. Deep Purple forse mezzo secolo di storia. E queste fanno solo 2 date in Italia, l'altra data è a Roma, quindi veramente avere Roma e Marostica per noi è una cosa davvero, davvero grandiosa. E il 12 luglio ci sarà il concerto di Annalisa, anche lei penso la stiamo sentendo tutti in radio con il brano Sinceramente, quindi davvero sarà una grande serata e poi però ci sarà anche un evento dedicato alla città, quindi in collaborazione sempre con l'amministrazione comunale. Avremo il 13 luglio 90 Wonderland, che quest'anno festeggia i 15 anni del format. Anche con loro abbiamo iniziato il festival e abbiamo sempre visto la nostra piazza piena di persone, vero sindaco? E quindi questa sarà appunto una serata ad ingresso gratuito. Il 15 e il 16 luglio, uno dei nomi forse più importanti sulla scena musicale italiana, avremo i Pooh, e con la particolarità è che saranno le uniche date in Italia con l'orchestra ritmico-sinfonica italiana diretta dal maestro Diego Basso. Quindi davvero questa è la particolarità di un nome che comunque insomma non servono grandi spiegazioni. Chiuderemo il festival con un nome che più anni, per più volte è venuto al festival o comunque sia ai nostri eventi, ed è Antonello Venditti. Quindi davvero una programmazione per un pubblico eterogeneo, e in tutto ciò diamo spazio a questo gran galà di beneficenza che si terrà il 4 luglio, quindi di giovedì, e abbiamo deciso il nome Mura d'Incanto. Posso dire che organizzare un evento così non è semplice, perché è una cena all'interno di una piazza, avremo 800 posti allestiti sulla scacchiera, e per questo evento qua il nome ci abbiamo pensato molto, non è stato così immediato, anche per non cadere forse nel banale. E alla fine Mura d'Incanto, perché la cena sarà in Piazza degli Scacchi e c'è un po' le mura che abbracciano la città, quindi sarà una cena sotto le stelle. Per questo motivo vi sveliamo un'anteprima: i tavoli abbiamo deciso che avranno nomi di stelle. E perché stelle? Perché saranno stelle della musica che saranno presenti quella sera lì. Stelle intesa come una cena sotto le stelle, ma la riflessione forse più importante è che una stella da sola non fa un cielo stellato.
Invece tante piccole stelle, quindi il nostro aiuto e il vostro aiuto, può portare a fare davvero una cosa molto importante. Le realtà scelte per questa serata sono appunto la Fondazione Città della Speranza e questa città Spazio Donna, due realtà molto conosciute nel territorio, che adesso avrò il piacere di avere qui, così spiegano un po' anche i scopi, insomma, delle loro onlus. E per questa serata appunto anche qui ci sarà l'orchestra ritmico-sinfonica diretta dal maestro Diego Basso e poi prevediamo comunque delle novità che al momento non possiamo svelare. Chiedo di venire qua sul palco alla dottoressa Mainardi di Spazio Donna e la dottoressa Fochesato di Città della Speranza. Prego, partiamo da Fondazione Città della Speranza. Allora, intanto grazie per aver pensato a Fondazione. Valerio è un amico storico della Fondazione, abbiamo fatto tanta strada assieme. Quest'anno come Città della Speranza compiamo 30 anni. 30 anni siamo adulti, siamo diventati il più grande centro ricerche a livello europeo. Pensate che come sede dell'istituto siamo a Padova, ma effettuiamo la diagnostica di tutti i bambini colpiti in Italia da leucemie, linfomi e sarcomi. Significa che dopo una prima diagnosi di un ospedale di riferimento, quindi che sia il Bambino Gesù, Gaslini, Meyer, arrivano i campioni da noi, viene fatto il nuovo protocollo di cura, analisi molecolare e inviato a tutti gli ospedali. Pensiamo che solo questo è un impegno a carico di Città della Speranza di 750.000 euro, ma questa è una parte del lavoro. Oggi si fa ricerca a 360 gradi su tutte le patologie. All'interno dell'istituto a Padova abbiamo 200 ricercatori solo in ambito pediatrico e un totale di 300 persone. Ma protocolli di cura sono ormai in tutto il mondo, ma lo spazio non basta. Quest'anno, compiendo 30 anni, iniziamo anche un nuovo percorso di costruire una seconda torre. È un impegno enorme, ma pensiamo che siamo la realtà che ha avuto più pubblicazioni in Italia l'ultimo anno, che abbiamo tante richieste di gruppi perché per l'opportunità che si dà all'interno dell'istituto. E quindi pensare che un evento come questo sarà quello che ci permette di fare ancora quel passo in più, proprio per incominciare questo percorso, direi che è di stimolo, sarà di stimolo, sarà un ulteriore modo per coinvolgere la popolazione e proprio per dire Città della Speranza è di tutti, non è nostra, ma è veramente della gente. E mi è piaciuto tantissimo l'esempio delle stelle, perché chiaro, quando hai un bambino colpito da una patologia così importante ti rivolgi alle stelle, guardi in alto e speri sempre che la ricerca ti aiuti e che ci sia qualcuno che dà quella spinta in più. Ecco, questa serata, il 4 luglio, sarà una motivazione per dire ci sarà quella spinta in più per aiutare tanti bambini a guarire. Quindi grazie veramente per questa opportunità. Grazie davvero. Adesso passerei la parola alla dottoressa Mainardi di Spazio Donna. Noi abbiamo avuto questo annuncio che ci ha sorpreso e meravigliate, ma naturalmente ci ha dato una grande contentezza. Essere riconosciute nel territorio è stato uno dei nostri obiettivi fin dall'inizio. Lavorare con i 23 comuni del distretto è stata una nostra fede, diciamo, proprio nel lavoro che conduciamo. Lavoriamo tanto con tutti i comuni, direi che Marostica è una parentesi un po' particolare con cui lavoriamo benissimo e ringraziamo il sindaco di averci pensato in questa circostanza. Ci piace molto avere un clima di così grande bellezza, perché trattando le nostre donne vediamo tanta malinconia, tanto dolore per le donne e per i bambini. Quindi entrare in questo clima invece di canto, di bellezza, di stelle, di mura che si aprono, credo che sia l'annuncio di una possibilità di queste donne di trovare la loro autonomia e la loro, finalmente, personalità al di fuori di un mondo di violenza. Ecco, noi ci troviamo molto spesso con i comuni, abbiamo una rete che ci permette di rappresentare anche tutti i problemi dei minori soprattutto,
Siamo state accolte nel grande centro di antiviolenza italiana che si chiama Dire e che raccoglie il più grande numero di centri di tutta Italia. Ecco, questi nostri riconoscimenti ci danno molta sicurezza, soprattutto nel lavoro. Abbiamo tante donne, purtroppo, ancora in un distretto come il nostro, in cui c'è lavoro, c'è cultura, c'è una dimensione cittadina, però ancora, proprio stamattina ci siamo incontrate con il nostro gruppo, ci incontriamo ogni giorno per le situazioni che si avvicinano, perché ogni giorno purtroppo ce ne sono di nuove. Quest'anno siamo aumentate quasi di 30 persone in più. In questo ambito vorrei ricordare Giulia, che ci ha fatto proprio testimoniare tante donne che finalmente riescono a venire a denunciare da noi la loro situazione precaria. Ecco, volevo ricordarla perché credo che lei sia stata un faro in questo momento. Ecco, si sono presentate molte donne in più. E in questa circostanza, nel lavoro che facciamo, ricordiamo le donne denunciate, non aspettate un giorno più, per voi e per i bimbi che avete a casa, perché ogni volta questo ci preoccupa molto. Grazie quindi in maniera particolare sia all'organizzazione sia al Comune di Marostica, che è stato veramente caro con noi. Grazie. Grazie, prego. Grazie. E a questo punto, non da ultimi, Andrea Garbin, direttore area Vicenza Marostica della Volksbank, e Roberto Sausa, presidente della Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank. Prego, se... Andiamo assieme? Sì, beh, parlate uno alla volta. Sì, Prego. Grazie, buongiorno a tutti, sono Andrea Garbin, il direttore di area Vicenza Marostica di Volksbank. Devo dire che Volksbank collabora da sempre con il Marostica Summer Festival perché ci teniamo molto all'alto livello ludico-culturale, ma soprattutto alla dimensione internazionale ormai che ha raggiunto il Summer Festival. E quest'anno è un anno particolare perché per la prima volta il Summer Festival viene denominato anche con il nostro logo, con Volksbank. E quindi questo dà la prova di un collegamento sempre più importante. Teniamo molto alla città di Marostica, è una delle città più importanti per Volksbank, dove siamo presenti da oltre 120 anni e dove vogliamo continuare a rimanere, magari con una presenza ancora più importante in futuro. E fra l'altro il nostro piano industriale impact 2026 prevede proprio una maggiore presenza sui nostri territori, anche nei momenti importanti per la socialità del territorio, per la parte appunto ludica, ma anche culturale. E quindi siamo molto felici oggi di dare l'avvio alla 10ª edizione del Marostica Summer Festival Volksbank. Adesso lascio la parola al presidente della nostra fondazione, perché Volksbank ha appunto creato una fondazione al momento della fusione che interviene sul territorio, ma lascio la parola a Roberto Sausa che ve la racconterà meglio, e grazie ancora a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, che dire, Fondazione opera nell'ambito vicentino, è una fondazione, come spesso dico, nata da appena 8 anni, ma già in questi 8 anni siamo presenti in centinaia di aiuti, assistenze, in tutto un mondo che è quello delle associazioni, quello degli enti pubblici, soprattutto ospedalieri, assistenza, sanità, terza età, giovani, scuole, moltissimo scuole. Ecco, noi cerchiamo di essere utili per tutte quelle attività ed iniziative che avvengono in questo ampio spettro di iniziative e di attività. Ma una di queste voci che impegnano molto la Fondazione è anche senz'altro quella voce dedicata al tempo libero, alla cultura, e cultura in senso ampio, ma che naturalmente vede in prima linea anche attività e manifestazioni come questa del Summer Festival. Noi devo dire che col Summer Festival, da quando la Fondazione è nata, siamo sempre stati al fianco, non c'è problema di questo, anzi siamo felici che quest'anno ci sia anche una partnership più importante ancora grazie a Volksbank, e vi devo dire che alla fine ci rimane, ecco, la soddisfazione di poter dire che in 8 anni abbiamo creato quasi 3.000 opportunità di aiuto rivolte a tutto quel mondo che vi ho detto un attimo fa, versando, spalmando, aiutando con cifre che si aggirano a qualche milione di euro.
e voi capite bene che in un'associazione anche le piccole cifre diventano importanti e noi lì ci siamo. Grazie. Grazie. Chiamerei ancora sul palco Francesca Bordignon perché oltre alla Volksbank, Marostica Summer Festival Volksbank ha anche altri sponsor. Prego. Sì, oltre a ringraziare appunto Volksbank e la Fondazione, dobbiamo fare un doveroso ringraziamento a tutti quei sostenitori che comunque ci aiutano nella realizzazione di questo festival. Ringraziamo quindi il gruppo Unicom con i marchi Emisfero e Famila, Trivellato, Sidastico, Vicentinox, Univer 2000 e Formaggio Piave. Sponsor tecnico è Fonte Margherita e poi abbiamo ovviamente i nostri media partner che sono qui anche oggi, il Giornale di Vicenza, TVA, Telechiara, il gruppo Company con la presenza qui dell'amministratore delegato Andrea Balbo e Radio Stella. E inoltre possiamo dire che abbiamo ricevuto il marchio turistico della Regione Veneto. Grazie. E dulcis in fundo Diego Basso, direttore dell'Orchestra Ritmico-Sinfonica Italiana, che abbiamo capito affiancherà i Pooh per un evento eccezionale. Prego. È già verde, esatto. Beh, buongiorno a tutti. La mia storia mi lega al Summer Festival, no? Perché quei ragazzi là è stata la mia prima data con loro e grazie a Valerio che mi ha chiamato, poi è durata 5 anni con un tour mondiale, tour europei, tour italiani, quindi forse se non c'era il Marostica Summer Festival magari Diego Basso e il Volo non sarebbero stati un connubio che ha funzionato per 5 anni, quindi con Rai 1, con Arena di Verona, quindi grazie per questa cosa. Poi credo sia una peculiarità, credo sia l'unico festival in Italia che ha sempre un'orchestra, perché è una cosa molto molto importante, un'orchestra che è la Ritmico-Sinfonica Italiana, che a livello nazionale ha lavorato in Rai, ha fatto gli 80 anni di Mogol, ha fatto musical con Bonolis, ha fatto Sanremo Young, perché la Ritmico-Sinfonica ha oltre 200 musicisti che vengono da tutta Italia e una parte giovanile dei ragazzi dai 18 ai 25 anni. Quindi facciamo un lavoro a sede a Castelfranco, ma vedete che collabora. L'ultimo evento che ci siamo inventati con Valerio è stata questa idea dei Pooh, perché è stata una cosa particolare. Io ho fatto il lavoro con Robby Facchinetti, l'ultimo tour e l'ultimo album, e Valerio mi fa: ma perché non ci inventiamo qualcosa con loro di unico? Allora con Red e con Robby ho telefonato e ho detto: che ne pensate se facciamo però solo a Marostica? Io ci sono solo se lo facciamo a Marostica, non vogliamo fare un tour ma solo un evento grande. Ci saranno 40 elementi d'orchestra, sarà l'unico evento italiano e credo che la musica dei Pooh sia una musica eccezionale che ci sta proprio a pennello con una grandissima orchestra. Sto lavorando, stiamo scrivendo 40 brani perché il concerto sarà di 40 pezzi, quindi è una cosa che vi dico, e su tutti i 40 ci sarà la grande orchestra. Il problema non è facile perché dobbiamo capire come starci, come sistemare il palcoscenico, però sono cose che faremo, è il lavoro mio e dei Pooh, però ci lavoriamo, ecco, quindi siamo veramente poi felici perché il momento che sta aperta è la data del 15, eravamo molto, io e Valerio sempre in contatto telefonico, sarà una bella cosa, funzionerà, non funzionerà, invece ha funzionato, abbiamo aperto anche la seconda data, quindi è stata un'idea che ha funzionato molto. Noi quando c'è da dare una mano siamo i primi e credo che la musica deve essere questo, no? Deve essere la prima che si mette a servizio di chi ha bisogno. Città della Speranza abbiamo lavorato e lavoriamo ormai da moltissimi anni. Questo del problema delle donne è un problema grosso della nostra società. È un problema che non possiamo far finta di non vedere o di far vedere solo quando c'è la notizia. Io credo che sia un problema che va tenuto tutti i giorni. E io veramente dico grazie a queste persone che aiutano questo mondo e credo sia una piaga di questo momento, no? Sia una piaga di questo momento. Femminilicidio è una parola che usiamo troppo spesso. Sarebbe un grande risultato se questa parola sparisse dal vocabolario. Grazie a tutti voi. Grazie.
Chiedo al Presidente Ciambetti di chiudere questa conferenza stampa. No, riprendendo le parole del maestro Diego Basso, veramente parte da spettacolo ludica, ma questo evento, l'evento che serve ad aiutare due realtà, ripeto, importanti sul territorio, Città della Speranza, Spazio Donna, penso possa essere veramente la ciliegina sulla torta, l'evento che qualifica ancora di più la piazza di Marostica, Marostica Summer Festival. Sicuramente Marostica dà scaccomato alla noia con un programma come questo, quindi ci aspettiamo sicuramente un grande luglio in piazza a Marostica. Complimenti a Due Punti Eventi, complimenti a Volksbank che entra ancora di più in questa programmazione, ma complimenti, come ho detto prima, al Comune di Marostica che sa trasformare sicuramente una location unica in una palcoscenico internazionale. Quindi ancora complimenti al sindaco, a tutta la sua squadra per il grande lavoro fatto e per quello che sicuramente faranno anche nel prossimo periodo. Buon luglio a tutti.